lo vedo serenamente mentalizzato e questo aiuta. In uno spogliatoio serve quello più focoso, ma ci vuole il Papa Peperena che lo calma, serve quello più estroso. È un market pazzesco. Rumori incredibili. Rumori. Amici belli, shh, perché per voi probabilmente è notte. Benvenuto Giovanni Aselli, prima di tutto. E non so perché avete visto una cosa. Allora, vi spiego in breve. Qualcuno se lo vedrà subito di notte perché, e qualcuno lo vedrà. Quindi buongiorno o buon pomeriggio. Vedo. Allora mi sono fatto questa chiacchierata con Guido Gentile. La chiacchierata con Guido Gentile ovviamente è pregna di significati e di vari argomenti. Prendo un estratto che è bello lungo, ma non ha importanza perché abbiamo tempo da perdere, abbiamo tempo della pausa, così quindi voi vi guardate questo video. A fine video intervengo, quindi ve lo dovete guardare tutto per forza, potete dividervelo nei vari giorni. E poi io vado, sto lavorando per voi perché mi devo andare a vedere il documentario sulla FIFA per bene, così possiamo affrontare il discorso dei mondiali un poco meglio. Quindi adesso cominciamo con il video che è interessantissimo, dove Guido ci fa un'analisi approfondita del Napoli finora. Dai, lasciate i like, non vi dimenticate, veramente, non vi dimenticate i like perché l'algoritmo soffre. Vai, comincia. Amici bellini, eccoci qua. Chiacchierata che di solito per noi, per me e Guido, sono private perché noi ogni tanto ci sentiamo al di là delle live e facciamo insomma due chiacchiere sulle cose del calcio e non solo. Bentornato Guido Gentile. Grazie Valerio dell'invito, saluto come sempre, anche se diciamo in differita a questo punto sarà. Gli amiche belline, gli amici belline, chiunque avrà il desiderio, la pazienza e la curiosità di ascoltare. E credo che ci sia voglia insomma di parlare di calcio, cioè, abbiamo questa chiamiamola pausa forzata per i mondiali. E Guido, io il discorso mondiali lo voglio affrontare anche con te, però è uscito questo documentario su Netflix sulla FIFA e quindi io voglio documentarmi un attimo meglio prima di fare un discorso approfondito che riguarderà inevitabilmente anche questi mondiali. Se tu hai qualcosa da dire al riguardo, un pensiero generale, ti affascina, ti dà fastidio, come la vedi questa situazione? Insomma, è una cosa nuova sicuramente. Mamma mia, allora parto da una premessa, no? La premessa è che pur in un ragionamento che è sempre troppo lungo per gli standard del web, ma cercherà di non essere lungo perché giustamente Valerio mi bacchetta, il rischio è di fare una sorta di elenco a quel personaggio lì o di fare spot e io il Gattuso out lo aborro, nel senso che quelle frasi che sono solo per far sensazionalismo. Quindi mi scuso in partenza perché il ragionamento ormai è andato al di là della geopolitica. E infatti noi ci fermiamo e questo discorso lo riprendiamo quando io anche mi sarò, perché poi è interessantissimo, quindi non si deve perdere e passiamo direttamente a quello che è più pregnante perché a me quella maglietta là, quei colori là mi fanno impazzire. Parliamo un attimo del Napoli. Bene lo so. Guido, chiudiamo questa bellissima chiacchierata con io i voti non te li chiederei mai perché so come la pensi sul voto e sono d'accordo con te, io lo faccio quasi per esigenze di visualizzazione, lo dico tranquillamente, la pagella piace, però un giudizio con 2 o 3 parole per ognuno dei giocatori del Napoli, la facciamo brevissima. Partiamo ovviamente dai portieri, non abbiamo visto Sirigu, probabilmente avrà il suo compito come la famosa chioccia di Meret, però abbiamo visto Meret. Questa cosa mi piace, vai, Meret per me molto bene, molto bene. Quasi sempre attentissimo sul momento, l'ho trovato pulito, qualche volta si è anche concesso un paio di parate, tempo si diceva plastica, no? Per lo spettacolo, sì. Migliorato in alcuni, vedi nelle ultime partite come è migliorato nella posizione alta. Non me ne frega niente della Papera perché la Papera capita, mi interessa molto di più come ha reagito a quell'errore, e ha reagito con molta solidarietà mentale. Qualche sbavatura invece non bene secondo me, parlando singolo,
e questa sua tendenza a volte a stare troppo sulla linea di porta, sui 2 gol sul Liverpool, dove ci può essere una compartecipazione. Però Meret bene, non lo incenso, comunque dice che deve essere per forza un talento, però bene. E io quello che vi avevo detto, vorrei vederlo un campionato e mezzo per capire tante cose, però Meret bene e in progressione. Chiuso Meret. Bene, te li cito in ordine come il Napoli li porta sulla sua app. Rachmani. Benissimo, mi ha veramente impressionato questo ragazzo, dove sta migliorando, e soprattutto nell'uscita, nell'impostazione, pulito negli interventi. A me piace la gente che non si sbraccia, che tornando per dire a Maldini in un'intervista ultimamente, comunque poi certe cose, torno subito a Rachmani, no? Ormai, come posso dire, sono in prescrizione. Poi i giocatori te lo dicono che c'è chi è più spigoloso, e ha detto a un certo punto, dice Aldo Serena, quello è, però gomiti, cose, non ce la facevo più una partita, potete trovarla, non è mia questa intervista, mi sembra di Condò, non ce la facevo più, era andato proprio perché lo volevo colpire, lui si è tolto, ho colpito Baresi. Ragazzi, non è che sono tutti uguali, quindi mi è piaciuto molto, anche lui, sono tutti ragazzi che possono migliorare, però non mi aspettavo che prendesse come personalità così piede nell'uscita, e soprattutto, e così lo lego a Kim per dire bene i ragazzi nella tenuta della linea, no? Che a volte anche con Sarri invece si rompeva, e si rompeva più con Koulibaly che quando giocava Maximovic. Quindi Rachmani bene, sfortunato per l'infortunio, e ci auguriamo che torni ormai non presto, lo sappiamo che torni in maniera abbastanza rapida a quei livelli, perché mi stava piacendo molto. Rachmani chiude con una ammonizione sola, anche se poi ha smesso alla 9ª giornata. Niente male. Quindi mi dicevi di Kim, parere su Kim? No, Kim mi ha impressionato favorevolmente, la concentrazione sul campo, tutte le cretinate che dicono, questa cattiveria, come sia, mi sembra anzi una persona con cui andrei volentierissimo a cena, perché mi sembra un compagnone che sorride, cioè fa l'intervento poi sorride. Poi ricordo quella spaccata da Karate Kid a Milano, no? Sì. Quando quello voleva ricorrere, ma ha fatto una chiusura all'interno meravigliosa. Anche lui ha fatto quell'errore, e di nuovo l'impostazione mentale di questo giocatore, come ho fatto i complimenti a Meret, ma lui ha anticipato magistralmente tutti prima ancora, no, di iniziare la partita. Migliorabile pure lui, però l'impatto di un giocatore sul campionato italiano, quindi anche qui tutta la retorica, ma bene, sia per età e sia perché comunque è giovane per il campionato italiano, cioè ha 14 presenze in campionato, giovane nel senso che non ha 150 partite, può solo che migliorare, ma questo inizio campionato. E anche lui, Kim chiude, permettimi, scusa qua la lungaggine per le cretinate che dicono, con 2 ammonizioni. Allora, visto che qualcuno, poi c'è l'ottimo Fabio Versatile che mi manda, ma questo che ne pensi, questo non mi interessano. Se quell'intervento che non è rigore, ma anzi ti deve insegnare nelle scuole calcio lì, perché è vero che prima tocca la gamba ma poi tocca il pallone, io rivoglio indietro quell'ammonizione, perché Kim tocca solo il pallone pulito, ferma la gamba, poi fanno piede e piede, quindi non è che tocca prima la gamba e poi il pallone lo prende in pieno e lo allunga. Quindi Kim chiude con 2 ammonizioni, di cui una era più a suo danno perché il pestone sull'alluce lo prende lui, migliorabile. Però questo ragazzo ci è piaciuto fuori e dentro il campo, quindi bene Kim. Poche apparizioni, però anche un gol per Ostigard. Poche apparizioni, però a volte si insultano quei registi anonimi. Non è che tutti nascono Spielberg o Truffaut Polaschi, ci sono i mestrenanti e quelli che comunque si mettono a servizio della storia e degli attori. E allora, facendo un parallelismo al mio mondo, mi è sembrato un ragazzo che si è messo a servizio della squadra, si è fatto pure vedere con un gol, mi sembra, un'Europa, è chiaro, diciamo, senza infamia ma senza lode, però essendo un quarto che tra l'altro ha fatto 2 partite negli ultime 2 gare, 95 minuti e 35 minuti, che intanto non ti fa sudare freddo nel caso dovesse fare lui una partita, perché si sono raggiunti le ammonizioni. Già questo anche per i compagni è molto consonatorio, cioè tu sai chiaramente tutto un campionato come lui titolare, ti puoi fidare, non posso dirle no, non vinceremmo, anche qui non lo possiamo sapere, però probabilmente no, però avere lui che, quando vi dicevo, con certe partite con la Cremonese, cioè noi dobbiamo essere
bravi che alcune pedine che ormai sono fondamentali devono essere sostituite per far ripietare, per ora non ci ha fatto assolutamente sudar freddo. Quando dice Madonna, ci gioca lui. Sì, ricordo alcuni giocatori del Napoli del passato. E passiamo a anche un goleador per la nostra nazionale, che è Giovanni Di Lorenzo. Ne abbiamo parlato tante volte. Io non è che sono severo, non tornerò più sul fatto della cosa di capitano, anche se adesso c'è una dichiarazione che viene più verso Guido, quindi Guido sa leggere tra le righe, non è... Vabbè, il ragazzo è un ragazzo d'oro, chiude con una ammonizione, noi abbiamo 20 ammonizioni, mi piace citarlo perché la difesa non è che si valuta un giocatore a un calcio di rigore, però diciamo sono giocatori che alla 15ª giornata, fortunatamente, tranne purtroppo Kim e Mario Rui, che se l'è presa per protesta, non sono gravati da tante ammonizioni. Molto bene in difesa, in alcune partite all'inizio del campionato ha un po' sofferto sulla sua fascia, è stato saltato a volte con facilità, però il ragazzo è serio e concentrato. In attacco quest'anno ha fatto anche in attacco, nel senso nella fase propositiva, anche confessato degli assist. Chiaro che io sono un perfezionista, vorrei di più eccetera. Di Lorenzo è uno di quei giocatori, e con cui la chiudo, che penso qualunque allenatore vorrebbe avere in squadra, e non è una frase fatta, nel senso che sicuramente sarà molto serio negli allenamenti, molto serio in campo. A mia memoria, posso qua sbagliarmi, non ricordo ammonizioni per proteste, cose là, che pure tolgono, oltre che ammonizioni, energie di Lorenzo. E Di Lorenzo tanto se avesse i piedi di Roberto Carlos, ma non giocherebbe nel però quest'anno all'inizio ha sofferto di più in difesa che in attacco, perché qualche assestino è uscito molto buono, e invece poi è andato crescendo questo finale di, diciamo, prima parte del campionato. Quindi bene, molto bene. Il suo sostituto naturale, che abbiamo visto pochissimi minuti, Zanoli, lo possiamo giudicare esattamente 14, gli vogliamo molto bene, saremmo ipocriti. 14 minuti esattamente alla 12ª giornata. Domanda ricorrente, Guido, lo manderesti in prestito, lo cederesti a gennaio e prenderesti uno di affidabilità? È una domanda retorica, perché sai chi è il procuratore di Di Lorenzo, quindi quello che farei io quello che farei io è quello che farebbe un analista amante del calcio, che non è un allenatore di calcio, quindi attenzione, perché non è che e quindi ha tutta una sua visione molto utilitaristica, pragmatica, anche a livello di crescita umana e calcistica di un giocatore, no? Ma a questo punto la chiudo lì, nel senso che diventa pure esercizio di stile tra noi due, e non voglio fare un pure esercizio di stile, ma per umiltà ti ho risposto. Mattias Poi comunque Olivera. Mi fido di Giunto, io la frase iniziale. Dicevi? L'uruguaiano Mattias Olivera. Bene, io qua voglio citare il maestro Valerio Fluido, che ha gettato molto acqua sul fuoco quando ve lo dipingevano fortissimo. Ho detto, io tanto più forte di Mario Rui non lo vedo. Ragazzi, stiamo calmi, quindi ti cito. Posso citarti? Assolutamente sì, puoi anche lasciare il like sul video. Il ragazzo ha giocato, è l'unico giocatore, diciamo, di quelli importanti che nel confronto ha parecchi minuti in meno, diciamo, dell'anno scorso. Mario Rui 385, ma questi 385 si sono tramutati con una qualità pazzesca quest'anno nel Mario Rui, a cui possiamo solamente dire gli è mancato solo il gol. No, Olivera bene, però è quello che dicevi tu, attenzione, non è questo fulmine di guerra, per usare un'espressione ormai desueta, ma sono un buon anziano, però ha fatto benino, è quello che serviva, perché poi non è un duplicato di Mario Rui, è meno tecnico, è meno mezzala in attacco, infatti è più tutta fascia, però un po' più fisico, ha fatto bene, però non ci ha, diciamo, fatto brillare gli occhi, ma non lo stiamo bocciando. Poi anche lui vedremo il prossimo, però la sua presenza è stata, non è Gulam, tutta la retorica, Gulam grande campione, gli vogliamo bene, chiusa parentesi, però non è in questa, cioè lui ha potuto non solo fargli fiatare i 5 minuti, dare quella giusta alternanza, e tu ti sei trovato un Mario Rui, tranne la buffa finale che alla fine si è preso con l'ammonizione, che Napoli era stanco, nervoso, abbiamo ritrovato il Mario Rui litigioso, no? Negli ultimi minuti con l'Udinese, che però non ha avuto quelle flessioni, perché ragazzi ogni 5 partite un giocatore un pochino dovrebbe, per non perdere quel mezzo secondo di smalto, che tutto lì ti giochi poi alla fine, quindi è quello che tu ti aspettavi, ti ho citato, e che ci hai visto bene, ma intanto non è stata una delusione. Juan Jesus.
No, Juan Jesus per me è fuori mercato. Lì rischio di essere troppo emotivo. Cioè, Juan Jesus ha fatto la prima partita, quindi non ha giocato manco un minuto alla sesta, 0 minuti, poi ha fatto la sesta 98, poi ha fatto altre 3 partite senza giocare, poi 95, c'è qualche sbavatura, a volte ha perso l'anticipo rispetto a Kim, però secondo me trasmette molta serenità ai compagni, non solo di reparto, che noi poi ritroviamo. E in Champions League ha fatto la quarta da titolare 97, e sappiamo noi la quarta partita che cosa abbiamo fatto. Abbiamo vinto con l'Ajax in casa, una grandissima partita. Quindi certo c'è stata qualche sbavatura, qualche volta ha perso l'uomo andando sul tecnico, sul tattico, però è assolutamente mentalizzato nel suo ruolo, che non è comprimario, nel suo ruolo all'interno di questo organico e in questo ambiente. E poi lo vedo in questo momento della sua vita, posso sbagliarmi, ma dalle quell'interviste, da alcune delle ragazze, dai tweet ironici che lui fa anche contro se stesso, lo vedo serenamente mentalizzato, e questo aiuta. In uno spogliatoio serve quello più focoso, ma ci vuole il Papa Peperena che lo calma, serve quello più estroso, la battutina. L'importante è l'alchimia di tutte queste componenti umane, no? E quindi una figura come Juan Jesus secondo me è importante nell'equilibrio dello spogliatoio. Poi qualche sbavatura c'è stata, però non è manco facile. La prima partita, la sesta giochi, e tutti pretendono che abbia il passo gara perfetto. Alla fine quello che conta, penso nel riparto difensivo, così lo proviamo, sono state a volte anche come hanno tenuto le distanze, perciò mi sono un po' arrabbiato con l'Udinese, o come la domanda che io vi feci a te, hanno dovuto fare a Spalletti, ma è stata una scelta essere così lunghi con l'Atalanta. Non è solo l'intervento, il take, l'anticipo, i movimenti difensivi che sono importanti, che sono molto difficili da imparare, tant'è vero che a volte quando gli attaccanti tornano dietro fanno falli stupidi, ammonizioni, rigori, e il difensore è un ruolo delicato, non impari in un gioco. Silva, Duarte, Mario Rui, forse la sua stagione migliore, e la chiudo qui. Sì, e possiamo passare ai centrocampisti, che non è, ho detto Tirchio, tante parole sugli altri, no, perché su Mario Rui ci siamo dilungati con grande affetto quando tutti gli davano addosso. E tra l'altro tu facevi quelle trasmissioni, diamo i numeri, no? Dove tutti i numeri di rendimento lo davano superiore addirittura a Di Lorenzo, che superiore a Di Lorenzo, sì, non si può scherzare. Allora, con i numeri. Recupero anche qualche parola in più su Mario Rui. Infatti solo l'ultima partita, dove è tornato anche quelle cose importanti, che Mario Rui non cada più in quelle trappole, perché ci serve il più possibile, quindi meno ammonizioni stupide. Poi a volte no, tu sei costretto per una chiusura, c'è stata una scalata sbagliata, un anticipo andato male, sei penultimo uomo, e non fa parte del gioco del calcio. Però quelle per maglietto, per proteste, che le dobbiamo eliminare, non ridurre al minimo, proviamo proprio a eliminare, perché noi abbiamo solo i mezzi del campo, ragazzi, per arrivare alla fine, e dobbiamo cercare di eliminare tutto quello che è possibile eliminare, almeno che dipende dalle nostre scelte. Questo a volte, perciò sono severo, lo dico a chi dice ma perché io ci voglio vincere, cioè ci voglio arrivare, e so qual è la strada, e so qual è la strada dell'universo calcio. Allora queste sfumature possono essere importanti, no? Ti vengono a mancare 2 per la quinta ammonizione alla partita col Milan, dici mannaggia, quindi vai. Passiamo ai centrocampisti. Gianluca Gaetano, il ragazzo ha giocato in campionato 42 minuti, 21, 20 e 1. E ci fermiamo qui, perché mi rendo conto che sennò è troppo pesante, e anche il video non regge, YouTube non regge la potenza di certi video, i chili, la fisicità di certi video, quindi dividiamo anche i reparti, così ce lo godiamo meglio, approfondiamo, e poi mi dite cosa ne pensate dei giudizi sulla difesa, poi faremo centrocampo, attacco. Nel frattempo io mi guardo la cosa, perché la chiacchierata è stata lunga, e secondo me ne dovete godere tutti senza perdervi nessun dettaglio, perché lo sapete che in ogni cosa voi, se guardate tutto, poi alla fine dopo ritornano certi argomenti e dice ma quello l'aveva detto, quelli che stanno attenti lo sanno. Quindi da New York, Valerio Guido è tutto, un grazie ancora a Guido Gentile, che trovate sul canale Guido Gentile Piano Sequenza, dove parla di cinema, dove fa le cose sue, e grazie per l'ascolto, per i like che non vi siete dimenticati, vi iscrivete al canale Telegram e ci aggiorniamo, perché mi devo guardare qualche partita di questo mondiale, quindi iscrivetevi al canale e aspettatevi la completezza di certi video, e ci divertiamo e facciamo le cose nostre. Vai, fate le cose vostre pure voi.
Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.